Che cosa si prova ad essere diversi, additati per strada, dileggiati con sputi e insulti? Che cosa prova un bambino, un adolescente, quando anche i suoi amici lo guardano con sospetto e lo evitano? E quando i suoi insegnanti lo mandano via dalla classe con poche fredde parole? «15 novembre 1938. Regio Decreto Legge numero 1779, articolo 3, sancisce come le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, frequentate da alunni italiani, non possano essere iscritti alunni di razza ebraica». Uno dei primi provvedimenti delle leggi fu l'esclusione degli studenti e dei docenti dalle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, dalle elementari all'università. Queste storie di esclusione sono spesso simili tra loro. Un giorno la maestra salì in cattedra e ci fece un lungo discorso, di cui compresi abbastanza poco. Ci raccontò che esistevano razze diverse, alcune buone, altre meno. Che tra i nemici della patria vennero alcuni in mezzo a noi, gli ebrei, che andavano isolati. Insistette 2 o 3 volte sul concetto di nemici della patria. Poi prese il registro, chiamò il mio nome e cognome e venne accompagnato fuori dalla bidella. Le nostre vite furono sconvolte dall'esclusione e l'umiliazione, senza spiegazioni plausibili. Per molto tempo tutto è sembrato un sogno, un incubo. Quella che sto per descrivere è la storia che la mia famiglia, di origine ebraica, ha vissuto durante l'occupazione nazifascista nell'Italia della Repubblica di Salò. Alla fine dell'anno 1942 avevo 16 anni e terminavo la seconda liceo scientifico. Ricordo molti professori che hanno segnato la mia carriera scolastica, tra cui il professor Augusto Levis, preside della scuola che frequentavo, deportato in Germania nel dicembre del 1943 insieme alla sua famiglia, senza fare ritorno. Quegli anni sono anche gli anni delle estati al Lido, delle nuove compagnie di ragazzi e ragazze della mia età. Avevamo tutti la stessa passione per il bridge e l'arte moderna, appagata dalle frequenti visite alla Galleria al Cavallino, che allora era sulla riva degli Schiavoni. Il 25 luglio 1943 eravamo ospiti della figlia della signora Marcella Bertolini, Margherita. Durante una delle solite serate, la signora Bertolini fece irruzione nel salotto, raggiante di gioia, con 2 bottiglie di champagne. Mussolini era caduto e il fascismo con lui. L'Italia era libera. Brindate ragazzi, brindate alla libertà. Con la caduta del fascismo cadono anche silenzi e reticenze. Tuttavia, Marcella Bertolini venne arrestata per la sua attività antifascista verso la metà del settembre 1944. Il 21 dello stesso settembre anche la mia famiglia ed io finimmo a Santa Maria Maggiore scortati dalle SS. L'8 settembre 1943 l'occupazione del paese da parte dell'esercito tedesco colse di sorpresa molti ebrei residenti in Italia, impreparati a fronteggiare gli eventi che stavano maturando. Non si sapeva quale sarebbe stata la sorte riservata agli ebrei da parte dei nazisti. E poi, come fuggire? Come trovare nascondiglio? Come procurarsi documenti falsi e carte annonarie? Come raggiungere la Svizzera? Il 9 settembre 1943 la mia famiglia si era divisa. Mia madre Giovanna Bordignon e mia sorella, che per le leggi d'allora erano considerate di razza ariana, rimasero a Venezia, mentre io, mio padre e mio fratello fummo ospitati nella villa di un nostro caro amico vicino Belluno, dove rimanemmo fino alla fine di novembre, quando ci trasferimmo a Milano. Il 2 dicembre fu emanato il decreto Buffarini-Guidi, che proclamava: «Gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri.
Durante questa guerra appartengo a una nazionalità nemica e da quel momento fu disposto l'internamento in campi di concentramento degli ebrei italiani. Troppi amici erano stati presi, il rischio era altissimo. Ci giungevano notizie contraddittorie sul trattamento riservato agli ebrei di famiglie miste. Il 21 settembre segnò la fine delle nostre speranze, quando fummo arrestati dall'SS e rinchiusi a Santa Maria Maggiore. Il 12 ottobre tutti gli ebrei ammassati al terzo piano della risiera furono inviati in Germania. Non ho saputo di nessuno degli appartenenti a questo trasporto che sia ritornato. Fra essi c'era mio padre. Mia madre e noi 3 fratelli rimanemmo a San Sabba, al secondo piano, mentre molte altre famiglie ebree continuavano ad arrivare ovunque dal Veneto e dal Friuli. L'11 gennaio 1945 fu l'ultimo trasporto per la Germania e, assieme a tutto il terzo piano, mia sorella Elena, mio fratello Ugo ed io partimmo per Ravensbrück. Mia madre rimase a San Saba e non fece mai ritorno, così come il resto della mia famiglia, dai lager nazisti. Questo racconto vede la mia famiglia nel corso di quei tragici anni. Tuttavia mi sembra doveroso ricordare che a Venezia altri 184 ebrei, uomini, donne, bambini e infermi furono strappati dalle loro case, senza mai fare ritorno dall'inferno dei lager nazisti.